Buongiorno amiche e amici, ben ritrovati con ore 13, continua la diretta di Antena 3, in questo caso una diretta che uscirà da quello che è l'argomento di queste ore, però volevo ovviamente innanzitutto ringraziare i miei colleghi della redazione che stanno facendo anche in questo caso un lavoro egregio, dandovi informazione, aggiornando su quella che è la situazione sul litorale, su Venezia e quant'altro, un lavoro ovviamente estenuante ma che penso sia uno anche dei segreti del calore con cui ci seguite da casa, apprezzando quello che è l'impegno di tanti professionisti davanti e dietro le telecamere che vi danno informazione dettagliata e con grande precisione. Ovviamente siamo anche molto vicini a questa popolazione, a questa gente che sta vivendo momenti di grandissimo disagio, di pericolo. Speriamo che le prossime ore insomma, non siano o rallentino quello che è il grado di allarme. Detto questo, e tra l'altro però purtroppo addirittura anche in questa situazione poi la gente non capisco perché ma riesce a dare il peggio di sé, oggi noi qui parliamo di l'odio nei social, l'odio della gente, l'odio che si tramuta in parole scritte, dette, riportate, soprattutto, ripeto, nei social. E ci sono dei casi in cui insomma, qualcuno sta uscendo poi in queste ore, addirittura ha detto bene, chissà, adesso vediamo, tenetevi l'autonomia, voi veneti che l'avete voluta, adesso gestitevi questa emergenza. Cioè, capiremo insieme ai nostri ospiti, quindi se quest'odio è una cosa generalizzata, trasversale, se invece ci sono pericoli di razzismo, di antisemitismo o se purtroppo è un aspetto più generalizzato. Bene, mi fermo perché sennò gestisco io da solo la trasmissione. Abbiamo qui con noi Mario Conte, sindaco di Treviso. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Buongiorno e grazie a lei dell'adesione. Floriana Casellato, ex sindaco di Macerata sul Piave, ex parlamentare, buongiorno. Buongiorno. Sante Rossetto, che è uno storico e anche un collega giornalista. Buongiorno Sante. Buongiorno a tutti. Grazie per aver aderito a questo invito. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono, ve lo ricordo perché insomma ci farebbe piacere sentirvi. Allora, dicevo, lunghissima premessa, però la sostanza è questa. Siamo nei giorni del caso Segre, quindi odio antisemita, vediamo spesso azioni anche di razzismo all'interno di quello che è il mondo dei social, però vediamo contemporaneamente insulti ad amministratori, a politici, a calciatori, a veline, a blogger, chi più ne ha più ne metta. Prima domanda, secca tutti e tre, è una cosa generalizzata o ci sono pericoli specifici come quelli che ho riportato nel titolo? Ma secondo me è generalizzata, nel senso che, per ritornare un attimo alla questione che sta succedendo, che è successa a Venezia, e quindi mi unisco anch'io all'abbraccio così virtuale che come sindaco di Treviso voglio portare alla popolazione di Venezia e come ho fatto con una telefonata al sindaco Brugnaro, mettendoci a disposizione per qualsiasi cosa. Dico che anche immettere fake news legate per esempio ai soccorsi legati a questa emergenza significa odio nei confronti di una popolazione che è già in difficoltà, significa ostacolare il lavoro delle forze dell'ordine, dei soccorritori. Quindi io dico è uno strumento eccezionale sotto molti punti di vista perché ti consente di metterti in contatto con milioni di persone in tutto il mondo, ma se utilizzato male può diventare veramente devastante oltre che offensivo. Però io credo che gli amministratori ormai sono soggetti a giudizi quotidiani da parte di politologi, tuttologi, perché ormai nei social tutti sanno far tutto e può anche andare bene. Non va bene però quando poi si supera il confine dell'educazione, del rispetto e anzi si entra nel campo delle offese, del razzismo e di tutti quei temi che obiettivamente non devono più far parte di questa società. Floriana Casellato, ripeto quindi la domanda, è un caso, cioè stiamo parlando di reali pericoli, quelli precisi del razzismo, antisemitismo o effettivamente c'è una cosa più allargata e trasversale? Allora, secondo me ci sono dei pericoli veri, nel senso che se penso, in questi giorni c'è stato un dibattito, si sta parlando molto di quello che è accaduto alla senatrice Segre. Ho letto in un social di una ragazza, una donna, che scriveva, beh ma in fondo gliene si torna tanti dal campo di concentramento, ma questa cosa vuoi? Cioè, come io che ne si torna altri.
Cioè, questo per dire che veramente siamo a livelli anche di ignoranza importanti, cioè di gente che non sa, no? Ignoranti in quel senso, non voglio offendere, ma siamo ignoranti. Beh, oddio, nel momento in cui uno fa una dichiarazione del genere, lì si può dare anche dell'ignoranza. Sì, sì, ecco. Ma oltre a questo, credo che ci sia anche un elemento di cattiveria. Io noto che la gente si è incattivita, sta diventando sempre più cattiva, sta pensando sempre più a se stessa, si scatenano egoismi. Beh, insomma, i fenomeni del razzismo ci sono, vediamo negli stadi, no? Vediamo quello che succede in giro, in tutta ovunque. Europa, non solo in tutta Europa. No, non sto dicendo solo in Italia, in tutta Europa è un fenomeno, direi anche oltre. Qual è secondo me uno dei problemi seri? L'educazione a scuola. Cioè la scuola è venuta meno con un proprio ruolo educativo, sono venute meno anche le organizzazioni, perché il sindacato, i partiti avevano una funzione anche educativa. Tutte queste agenzie educative che c'erano, no? Scusate il bisticcio, e soprattutto la scuola. Oggi, non so, io se sento anche dei miei colleghi, io sono stata anche insegnante per tanti anni, no? Infatti, ma a volte sento colleghi delle superiori che dicono, ma come arriviamo alla fine portiamo i giovani alla maturità, i ragazzi alla maturità e ci accorgiamo che abbiamo prodotto, scusate il termine, che sforniamo, che mandiamo fuori dei giovani che sono amorfi, che non hanno il senso critico. Certo, sono abilissimi con i social, ma spesso non riescono... Però attenzione che i social li utilizzano anche gli adulti, non è un problema solo dei giovani. Stavo citando perché a me preoccupa sì gli adulti certamente, ma mi preoccupa molto la fascia giovanile. Le offese che ho ricevuto io nei social sono tutte da adulti. Sì, no, ma penso che il futuro sia loro. Magari hanno fatto un percorso scolastico anche corretto. Sì, certamente anche gli adulti, ma mi preoccupa molto la fascia dei giovani, dei ragazzini, perché il futuro è loro, no? Certo. Per questo sono i futuri cittadini. Cioè che mondo costruiranno questi se non hanno gli magari strumenti? poi vediamo anche di provare a spezzare le generazioni e capire se ci sono delle logiche diverse. Sante Rossetto? Sì, vi do due episodi che riguardano Treviso, però storicamente nel passato, che vi incuriosiranno, immagino. Nel 1509 c'è stata la guerra dei Cambrai, quindi chi la conoscesse un poco, neanche da mettere con le guerre successive, ammazzavano le persone, ti tagliavano la testa per avere uno scudo, quindi prigionieri non se ne facevano, quindi si faceva. A Treviso, che è stata l'unica città che è stata fedele a Venezia, c'è stata, come in tutte le altre città, la cacciata degli ebrei, ma proprio cacciati, fuorché uno a Treviso, guarda caso. Perché questo qui? Perché questo era stato buono. Quindi queste qui l'odio c'era. Vi ricordiamo che qualche anno prima erano nati i Monti di Pietà, gli ebrei erano usurai, erano indispensabili, dopo hanno dovuto richiedere per favore fateli tornare. Questo per quanto riguarda l'antisemitismo. Qualche anno dopo c'è stata la peste, 1576. Venivano a Treviso tutti quelli che erano fuori dalla città, perché nel contado si moriva totalmente di fame. Secondo voi cosa hanno fatto i bravi cittadini o provveditori, che sarebbero i sindaci di allora, per quelli che venivano? La risposta: hanno chiuso le porte e detto... qui poi nel 66 c'era la peste, noi siamo salvi qua, voi avete la peste, sono affari vostri, noi stiamo qui e quelli di Treviso si sono salvati, non hanno avuto la peste, gli altri nelle mani del Signore. Insomma, questo per quanto riguarda anche la solidarietà. La solidarietà e l'aspetto dell'antisemitismo che ha radici assolutamente lontane, come sta ricordando Sante Rossetto. Allora, un attimo che vediamo che c'è qualcuno al telefono. Pronto? Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy, buongiorno. Allora, dottor Paladin, voglio chiedergli al giornalista Rossetto, allo storico, che mi spieghi il perché tutto questo odio verso gli ebrei. Non ho ancora capito, sono ignorante. Perché da anni con questo esodo che hanno avuto, mi può spiegare, dottore, il perché ce l'hanno su con tutti questi ebrei? Vedi campi di concentramento, sempre ebrei, ma perché? Mi può spiegare? Ma perché non ho capito ancora questa storia, la ringrazio. Grazie a lei per la domanda. Sante, qua dovremmo fare 3 trasmissioni per spesa, rispondere bene, correttamente, però... Sintetizzo? Sì. Guardi, quando erano in Egitto Mosè hanno dovuto farlo scappare, poi in Babilonia l'hanno messi dentro.
quando poi sono stati conquistati dai Romani, Adriano ha detto fate piazza pulita e ha distrutto tutto. E sono andati avanti. L'odio verso questa popolazione, se devo essere sincero, non l'ho capito neanche io perché. Perché? Per esempio, noi siamo abituati a parlare di odio antisemita per quanto riguarda poi il nazismo, però l'antisemitismo era vivo nella Vienna di Hitler, precedentemente Hitler, e anche nella seconda metà dell'Ottocento in Germania. Questo per che cosa? Forse perché occupavano dei posti che troppo importanti e li toglievano gli altri. Per altri motivi non saprei. Quello che ho spiegato poco fa per quanto riguarda gli ebrei di Treviso, ma di tutto lo Stato Veneto, sono stati cacciati da tutto quanto lo Stato Veneto e si sono rifugiati a Venezia, che ha creato per loro il ghetto. Perché probabilmente erano troppo esigenti. Altre spiegazioni non ce ne sono. Basta. So che non è sufficiente, ma non credo. Non le ho trovato. Ha risposto, cioè, almeno per un certo periodo storico, compreso purtroppo il nazismo, uno dei valori era perché occupavano una parte importante dell'economia e quel regime ha deciso che avrebbe, insomma. Beh, siamo poi nella ricorrenza della notte dei lunghi coltelli, fra l'altro, quando hanno distrutto i negozi. Brevissimo break. Professionale. Dunque, approfittando anche dello spunto della telefonata di prima, siamo andati un attimo in profondità su quello che è il tema dell'antisemitismo, non in grande profondità perché nutro grande rispetto per chi tratta anche questa materia con molta più competenza della mia. Fatto sta che le cronache di questi giorni parlano giustamente di questa scorta che è stata messa all'onorevole Segre e una parte della politica poi ha detto tutto ciò è frutto dei toni con i quali altre parti della politica si stanno adoperando nei vari mezzi di comunicazione a partire appunto dai social. Lei, Conte, come la giudica questa cosa? Perché poi... Intanto la vedo come una giustificazione e quando si parla di odio nei social, secondo me, giustificazioni non devono esserci. E poi vorrei che una volta per tutte, veramente con un grande atto di responsabilità, tutti noi dicessimo che l'ignoranza e l'odio sui social non ha colore politico. Cioè, troppe volte sento giustificare offese, minacce, semplicemente perché dicono vabbè, ma è della Lega, se l'è cercato, perché a volte si alza. No, non esiste. Chi minaccia, chi offende deve essere denunciato, bloccato, fermato con tutti gli strumenti e non deve esserci la parte politica che giustifica un'altra, perché se voi andate sotto il profilo di Matteo Salvini piuttosto che di Zingaretti, giusto per non fare nessuna distinzione, sotto leggete di quelle cattiverie che veramente lasciano a bocca aperta e qui sfocia la cattiveria e quindi non deve esserci giustificazione. Io dal canto mio dico anche che noi abbiamo un ruolo importante perché abbiamo visibilità e quindi dobbiamo essere dei portatori sani di esempi. Quindi i primi a comportarsi bene dobbiamo certamente essere noi. Le reazioni che però si scatenano sotto semplicemente perché la si pensa in modo diverso, attenzione, perché io raramente sento politici che hanno grande visibilità offendere qualcuno, esprimono un loro pensiero su temi che a volte possono essere anche delicati e le reazioni lì del popolo sono sproporzionate, sono maleducate, maleducate è il minimo. E sono ignoranti. E quindi credo che non debba esserci una distinzione offesa di destra, offesa di sinistra, odio di destra e odio di sinistra. No, non dovrebbe esserci odio. Allora, solo un attimo, vediamo che c'è il telefono e poi assolutamente. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Antonio da Padova. Buongiorno Antonio, prego. Bene. Niente, leggo i vostri sottotitoli, l'odio dei social. L'odio dei social. Io però tante volte per sapere qualcosa vado proprio sui social, per sapere novità che diciamo la RAI, la Fininvest, tutti i programmi filtrano. E sui social sento tante novità che voi giornalisti non le dite.
E parlo anche dell'odio dei social. Non è vero niente che c'è l'odio dei social, perché l'odio c'è verso gli italiani, verso noi popolo che tutte le mattine facciamo le cicche per andare a lavorare, tartassati fino alle stelle, paga qua, paga là. Adesso l'ultima il Mose, 7-8 miliardi di danni e il Mose ancora non funziona. Ma il Mose, ma che roba è il Mose? È una roba, è un catenaccio quello lì, che quello lì si impasta con la sabbia, con i movimenti dell'acqua che si impastano, le segnali arrugginite, 7-8 miliardi buttati all'aria. E voi parlate dell'odio dei social, ma io sono incavolato per queste robe qua, mi tocca pagare tasse per quelle robe qua. Perché secondo lei noi e non le adesso paghiamo? è fatta fuori anche Antonio, prego. secondo lei noi non le paghiamo le tasse? No, perché noi stiamo parlando di odio nei social, lei mi inizia la telefonata accusando che è colpa dei giornalisti, che è colpa del Mose. Cioè, lei è l'esempio, mi perdoni, ma è l'esempio dell'odio. Cioè, cosa ne c'entro allora, io? Sto spiegando, forse non mi sono spiegato bene. Secondo me si sì. parla dei giornalisti, ma quelli ufficiali, quelli della RAI. Vabbè, quindi noi non siamo giornalisti ufficiali. Grazie Antonio. Che culo. Un trionfo. Vabbè, colpa dei giornalisti. No, volevo tornare, posso? Sì. Tornare un attimo. Quello che è accaduto in Senato con la commissione voluta dalla senatrice Segre, il fatto che tutti i partiti, i gruppi parlamentari del centrodestra non abbiano votato, si siano astenuti, è gravissimo il messaggio che si è dato, perché quella commissione aveva anche il compito di lavorare sulla normativa, di fare delle proposte sulla normativa. Noi siamo in assenza di una legge precisa, aspetta, quello diceva anche il signore prima, l'odio, no, nei social. Cioè siamo in assenza. Io allora, nei social posso dire di tutto su di te. Se però te lo dico qui o in pubblico tu mi quereli. Ma se sono nascosta dall'anonimato posso buttarti tutto il fango che vuoi. Cioè per dire no, bisogna regolamentare sta situazione, è gravissima. Allora dico, chi ha comunque ruoli politici o di amministratori, parlo in generale, ne vale per tutti, non è, deve stare attento anche al linguaggio che usa e deve misurare molto bene le scelte che fa. Anche i giornalisti a volte hanno qualche responsabilità, ma non nel non informare. Ma tutte le categorie. Però agire bene significa anche non strumentalizzare, perché strumentalizzare significa caricare l'attenzione no, ma io sociale. dico, chi ha ruoli di responsabilità deve stare attento al linguaggio che usa. Certo. Però, scusatemi. Perché spesso si trasmette un linguaggio violento e si trasmette, rinvigorisce l'odio e la cattiveria. E io penso anche, ci siamo imbarbariti, bene, ma io avverto, lo dico con molta schiettezza perché tanto, guardate, alla mia età ne ho viste, credo che siamo arrivati ad un punto veramente grave, il fatto che la gente è cattiva e che ha voglia proprio di destra. Ma della destra peggiore, cioè se penso, ma perché se però penso vede, a tutto quello che succede, allora lei sta dicendo che chiedi ma certo che c'è, io non mi sento uguale ad altri, io sono di sinistra. Ma i centri sociali che sfasciano le piazze, quelli là sono di destra, no, mi spiego. C'è di tutto là dentro, ma quella è destra, non sto parlando, ma non arrivo a quel livello. Ma già questa definizione significa strumentalizzare. Sai, ma quello... Ma quelle sono tutte cose che io condanno e classifico. Ma io potrei dire, dove vedo violenza nella politica c'è la sinistra. Ma non lo dico. Dimmi perché i gruppi parlamentari del centrodestra non hanno votato quella cosa della sinistra in Senato. L'ho sentito per televisione, ho detto perché è strumentale, hanno detto. Chi era quello? No, mi manca sto passaggio. Oppure le critiche che ho sentito sulla scorta a una donna di quell'età lì, che è costretta ad avere la scorta. Pensate che non è mica una roba semplice avere una scorta. È la seccatura. È pesante avere una scorta, non è un privilegio. Nei social si scopre che per qualcuno è un privilegio avere la scorta. Ma perché ignoranza? Ma scherziamo? Stiamo parlando di ignoranza. Appunto, però non facciamo la distinzione destra-sinistra. Questo chiedo solo questo. Su scelte fondamentali io ho visto però una destra di un tipo e un centro-sinistra di un altro. Nel voto sulla commissione Segre, per dire... Anch'io ho letto una provocazione sui giornali dove si parla
Non era una provocazione, questi sono fatti veri. Però è una strumentalizzazione. Sì, ma, ma la strumentalizzazione è un'altra cosa. Io ma la parlo di notizie strumentalizzazione vere. è un mezzo per caricare poi la rabbia. E poi, se posso spezzare una lancia nei confronti dei giornalisti, i giornalisti cercano di fare informazione e di porre anche... No, ma voglio dire, cercano. Poi, ovviamente... aiutano anche certi talk show sono scusate, ma parlo anche della carta stampata oppure di certe trasmissioni, no? Cercano di mettere a confronto posizioni diverse perché la gente si faccia un po' anche col senso critico l'idea di com'è la cosa, no? Invece sui social la notizia arriva così. Se tu non la verifichi neanche. Poi andiamo anche sulle dinamiche. Uno verifica la notizia. Come? Dipende. Allora, intanto è possibile farlo se uno ha voglia. Il problema è che ci sono delle dinamiche, diciamo, sociali, psicologiche nei social dove per qualsiasi strano motivo ogni cosa uno scriva deve crearsi pro e contro, cioè punto, cioè si sta o da una parte o dall'altra. Non si sa perché alla fine qualsiasi discussione, dallo spaghetto alla costruzione di un ponte, c'è chi sta sì e c'è chi dice di no. Dopo qua vorrei una mano da Sante Rossetti. Beh, insomma, 99. Io posso essere d'accordo su tante cose con lui, su altre no. Sì, però sulla singola vicenda si creano delle fasi, delle contrazioni, delle contrapposizioni. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Giancarlo Silea. Buongiorno. Saluto tutti i presenti e volevo fare in particolare una domanda alla signora Casellato. Prego. Che lei prima, signora Casellato, buongiorno signor Casellato, lei prima ha detto che ci siamo tutti incattiviti. Certo che ci siamo tutti incattiviti, sa perché? Perché ci troviamo davanti dei muri di gomma, quelli della burocrazia degli enti locali, della burocrazia degli enti statali e anche la burocrazia dei medici di base che ti fanno un giro intanto per notarsi di qua e di là. E dopo un'altra ingiustizia, le case ATER, e uno che fa 10 anni che ha fatto la domanda è ancora in graduatoria. Uno che entra ieri appena entrato perché c'ha l'urgenza abitativa o per questo perché c'ha senza stipendio e magari lavora in nero, quello c'ha la casa e gli altri sono 10 anni che hanno pagato l'arte della gesta, anche 10 anni, non hanno niente. È questo che ci fa incattivire, questi muri di gomma che non sono dei muri. Ok, allora grazie, abbiamo capito la sua posizione. Sembra che ti esaudiscano e invece ti fa girare. Grazie alla telefonata. Sante Rossetto, allora, qui secondo me sta alla radice, no? Cioè la gente mediamente si sente nel lecito ad arrabbiarsi, quindi poi esprimersi in maniera violenta in funzione di presunti o reali torti subiti, perché siamo d'accordo che siamo in questa dimensione, perché è da un periodo nel quale, perché c'era la crisi, perché la politica... Quello che ha detto adesso altre cose... Esattamente, cioè, prendo spunto. Condividiamo che all'origine c'è anche il... malessere. Sì, ma c'è un malessere che però uno può anche dire, ragazzi, non è che perché tu sei nel malessere devi poi essere, cioè usare violenza. Cioè, mi sembra che manchi, come dire... stiamo un attimo tranquilli perché tanto ci sono delle misure di malessere e poi ci sono anche delle misure nella reazione, non è che perché, ripeto... E poi ci saranno anche dei motivi se c'è qualcosa che non funziona, voglio dire. Quindi storicamente mi sembra che stiamo vivendo questo momento dove si giustifica l'aspetto reattivo. Sì, c'è ecco, è l'odio, diciamo un astio, ecco, in questo caso. Però l'odio, come diceva un grande giornalista, Massimo Fini, no? L'odio non si può neanche più odiare, adesso neanche per legge non ci lasciano neanche più odiare. Allora diciamo astio, questo astio. E perché uno si sente, d'altronde, pensiamo, sono 70 e passa anni che in Italia e in Europa non c'è una guerra. Dunque storicamente dai tempi di Adamo ad oggi ogni 10 anni, 20 al massimo scoppiava una guerra. Dice è brutto, sì è vero, sempre Massimo Fini ha scritto un libro sull'elogio della guerra, però la guerra aveva un triste vantaggio, che quando tu avevi finito
chi aveva vinto faceva quel che voleva, non facevano riforme, faceva quel che voleva, non c'era bisogno di fare riforme. Ho vinto io, faccio quello che voglio. Adesso siamo 70, abbiamo bisogno di riforme. È difficile, penso, fare il sindaco oggi, no? Perché negli anni 60 bisognava costruire e tutti costruivano senza problemi. Adesso l'autonomia tutti quanti hanno. E quindi è assolutamente comprensibile che quelli che magari sono rimasti indietro hanno visto che tanti altri credono a questo atto e credono che la colpa sia naturalmente di chi ha amministrato, e magari e spesso non è così, magari può essere anche colpa sua, ma non è facile per chi magari è rimasto indietro vedere quelli che hanno fatto, tra virgolette, carriera, quelli che stanno bene, dice basta. E perché no? Perché come ha detto il telespettatore adesso, naturalmente, e case altre di 10 anni che aspetto e che altri che arriva. Insomma. Cioè, ci sono varie componenti. È una società difficile la nostra, dopo 70 anni, capisci, no? Perché finora non c'è stata sempre più complessità. Un attimo di pubblicità e poi chiedo al sindaco e all'ex sindaco se effettivamente quali sono le difficoltà di questa società. Società difficile, mi piace. Breve pausa. Complessa. Eccoci, allora intanto continuavamo la nostra chiacchierata e lo facciamo anche in vostra compagnia. Sì, cavolo, adesso mi sono perso il termine che avevo detto. Sì, cosa vuoi? La società che è cambiata. La società che è cambiata si è incattivita. No? Volevo chiedere a voi due, appunto, approfittiamo anche di Floriana Casellato che è stata per 10 anni. Sindaco di 10 anni. Sì. A Macerata, Mario Contaro è attualmente di Treviso. La gente si sente molto nel diritto di critiche, anche che poi ci sta che il cittadino critichi, per carità, però lo fa abbastanza veementemente, no? Sì, stiamo vivendo una società un po' di estremisti, no? Perché ognuno ha a cuore un tema specifico, ne parlavamo anche durante la pubblicità, oggi ci sono le questioni ambientali, quindi la tutela del verde che è sacrosanta, la tutela degli animali che è sacrosanta, poi adesso molti cambiano anche lo stile di alimentazione, quindi diventano vegani, vegetariani, e ognuno prende quella propria modo di vedere le cose come una battaglia personale contro gli altri. Io porto sempre un esempio, che se un sindaco prende la decisione di abbattere un albero perché ti viene certificato che è morto, che è a rischio caduta, magari è vicino a una scuola piuttosto che vicino a delle abitazioni, tu comunque nei social network vieni lapidato perché il verde, abbiamo bisogno di verde, e nella testa della gente la cosa che fa più male francamente è che sono tutti convinti, e la giustificazione che ha dato l'onorevole è anche corretta, che gli amministratori di oggi non abbiano una coscienza. Cioè, se io tolgo un albero non significa che non ho a cuore tanto quanto loro il verde della mia città, anzi probabilmente dopo aver tolto quell'albero ne pianterò altri 3. Però voglio dire, bisogna forse un po' ritornare ad aver fiducia nella classe politica e negli amministratori. Io parlo dei sindaci, che sono poi la prima linea a contatto quotidiano con i cittadini. Diciamo che avete dei colleghi che hanno anche spinto molto perché venisse a mancare. Sì, probabilmente i cittadini sono scottati da dei cattivi esempi, però non bisogna, se uno ha sbagliato, non fidarsi più di nessuno. Certo. Quindi, come si dice, non si deve generalizzare. Gli amministratori agiscono con coscienza e sono convinto che lo fanno per il bene della comunità. Quindi se uno decide di togliere un albero, un motivo c'è. E molte volte è legato alla sicurezza, e quindi queste reazioni così violente, così estreme, così volgari, io credo che non vadano assolutamente bene. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono la Margherita di Cimadolmo. Buongiorno. Pronto, e volevo dar ragione al sindaco Mario. Gli do pienamente ragione, perché condivido che in Facebook non si devono dire certe cavolate contro Salvini, il capio Salvini, tante insolenze. Vabbè, cose che non solo contro Salvini, direi contro tutti. Cioè e neanche contro Conte. Sì, contro tutti. Sì, non le trovo giuste queste cose, perché intanto secondo me è mancanza di rispetto per la persona, ignoranza e maleducazione. Perché non ho mai sentito esponenti come sindaci o politici della Lega che abbiano fatto certe cose, supponiamo, contro il PD. Posso dire, il discorso degli alberi che ha appena accennato Mario, che questa estate ho fatto la visita alle mura,
e ho visto appunto gli alberi abbattuti dietro, mi sembra sia il Cagnan, quello là, e ho visto appunto che in mezzo all'albero, al cieco che è rimasto, dentro era tutto vuoto. Dunque, ha ragione Mario, se vengono abbattuti c'è un motivo. Ok, grazie. Allora, Posso certo. dire le cose? Allora, intanto perché la gente sta diventando più cattiva, perché si comportano a volte anche in questi modi così violenti? Perché prevale l'individualismo e l'egoismo. Cioè non abbiamo più una società, abbiamo una società molto più complessa ma anche molto più mordi e fuggi, nel senso che prima ovviamente c'erano delle grandi organizzazioni anche basate su delle ideologie, giusto o sbagliato che lasciamo stare questo argomento, perché però avevano una funzione anche di controllare, di contenere gli individualismi. L'obiettivo era sempre il collettivo, facciamo questa cosa perché fa bene a tutti, a una comunità. Allora, poi tornando al discorso degli amministratori, i sindaci sono quelli in prima linea, sono quelli che rispondono direttamente tutti i giorni ai cittadini, però neanche loro non sono stati indegni da quella valanga che è arrivata addosso a tutta una classe politica in questi anni e anche alle istituzioni. Quando ricordo all'inizio Movimento 5 Stelle, io sono entrata in Parlamento nel 2013, mi ricordo che le urla erano apriamo come una scatoletta di tonno il Parlamento, via, a casa tutti, cioè sembrava che si dovessero chiudere le istituzioni perché tutti i politici corrotti, tutti i sindaci così, non è così. Certo che ci sono dei politici corrotti, ma ci sono anche degli amministratori sani, capaci, che lavorano sodo, che hanno a cuore il bene della loro comunità, certo. No, questo è il punto. E allora lo sforzo deve essere costante, io credo, anche da parte dei sindaci. Io lo dico spesso anche ad amici sindaci, lo dico anche a te, scusami se mi permetto, perché sei anche giovane. Cioè, non dimenticatevi mai di insistere, anche quando si parla pubblicamente, di ricordare questo, cioè di metterci la passione, perché la gente comprenda che tu le cose le fai anche con passione e che ci credi in quello che fai, perché se no, se non trasmetti un po' di questi piccoli valori, ci si perde. Poi, signora che ha telefonato, dico, qua sui social si insulta tutti, non c'è destra, sinistra, va condannato qualsiasi che insulta in maniera cattiva o becera qualcuno, certo. Insomma. Non è, allora, Santi, guarda, devo un attimo interrompere, però poi volevo ritornare su questo concetto del ruolo che avevano le ideologie e la religione nel fare sintesi, certo. Perché è una cosa non da poco. Le parrocchie, esatto. L'oratorio, sì. Allora, brevissima pausa e poi con Santi Rossetto che ci porta la sua testimonianza. Si sta spaziando ovviamente anche nell'ambito storico e sociologico e Santi Rossetto, no? Si diceva prima in chiusura, prima della pubblicità, come c'è una disgregazione, cioè mancano dei punti di riferimento chiari, no? C'era prima Floriana Casellato, tolti i partiti, le parrocchie, certi tipi di istituzioni, la famiglia ovviamente, poi i soggetti, gli individui diventano tali e parcellizzati. Sì. Fino agli anni 60 era davvero quella che è chiamata la civiltà contadina, la chiamiamo, no? Aveva dei punti fermi, buoni o un po' meno buoni, però da lì non si scappava. E soprattutto, ricollegandomi a quello che è stato detto prima, oggi si parla di diritti, ho visto anche quando con i miei colleghi, io ho il diritto di questo, non ho mai sentito uno una volta mi disse io ho anche il dovere, mai uno diceva anche il dovere, tutti solo i diritti. Ricollegandomi a quella rivoluzione, perché è stata una grandissima rivoluzione quella degli anni 60, la famiglia tradizionale con dei valori che potevano essere anche criticati, però c'erano, e quella è saltata oggi. Poi è arrivato il divorzio con qualcosa di bene avrà fatto, ma anche qualche cosa di discutibile. La religione, Napoleone diceva, possiamo fare meno di Dio, ma non della religione. Lui lo diceva per i fatti suoi, perché come opio dei popoli, ma la religione ha dato a tutti, dopo magari uno l'ha anche abbandonata, certo, ma noi, avendola vissuta magari per 15-20 anni, noi più avanti negli anni, diciamo, insomma, ci ha dato delle formazioni anche per tutto quanto il resto. Oggi
non c'è una religione sostituita da un'altra, non è stata sostituita da altri valori della religione, No, e neanche la quindi famiglia. manca questa direzione. Poi ripeto, non è che stiamo dando giudizi sul fatto che ci debba essere o no, è una constatazione, però insomma sicuramente l'individualità è frutto anche di questa assenza di luoghi, di punti comuni. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Parla Maria. Buongiorno Maria, prego. Paese. Allora, volevo dire una cosa. La paura nasce da che cosa? Da chi la dice continuamente bisogna aver paura, dobbiamo chiudere qua, bisogna chiudere là. E invece la paura nasce proprio perché noi creiamo paura. Se invece noi creiamo atteggiamenti positivi, e cioè stiamo insieme, vogliamoci un po' di bene, salutiamo le persone che incontriamo, di qualunque sia la persona, di colore, di etnia e di anche ceto politico, perché per esempio io vedo il sindaco di Treviso, non è come Salvini, mi scuso se faccio un nome, però lui è molto più posato, lo ammiro molto, perché anche lui fa delle sue per creare positività all'interno del suo partito, perché a me non piace queste persone che sono arroganti, non mi piacciono, perché basta guardarsi allo specchio e vedere come ci mettiamo di fronte agli altri, basta guardare alle volte per televisione Salvini che si presenta, che mi fa anche paura alle volte, mentre vedo il sindaco ipotesi di Treviso, che è una persona bravissima, che io stimo moltissimo. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, bisogna che noi guardiamo i nostri atteggiamenti di fronte a tutti. I nostri atteggiamenti. Insisto su quello, perché questo crea o lontananza o insieme alle persone e non creiamo le paure e le chiusure, come parlava l'altro signore meno giovane. Le chiusure nascono da queste paure che noi creiamo, giovane. I partiti creano, questo che non mi piace. Grazie Maria. Allora, Conte ha ricevuto un endorsement, adesso non so se Salvini sarà così contento. No, io posso garantire che nemmeno Salvini fa paura e francamente credo che anche lui utilizzi sempre toni comunque corretti e che ci stanno nel dibattito politico. Insomma. No, vabbè, poi ovviamente se qualcuno non la pensa così, però voglio dire, la paura a volte nasce anche da altri comportamenti, non semplicemente dal fatto che non ci si saluta o perché un politico fa una riflessione sul fenomeno migratorio, per esempio, però credo che non sia questa l'occasione per entrare per l'ennesima volta nei dibattiti legati all'immigrazione. Però sicuramente io ringrazio la signora e faccio mie anche le sue parole, quelle dove dobbiamo noi comunque cominciare ad essere degli esempi positivi, lo dicevamo a inizio puntata e dopo... Lei ha preso posizione tra l'altro proprio nei social, no? Sì, io tra l'altro ho aderito al manifesto Parole Ostili, che è un invito a riflettere prima di scrivere, a pensare che quello che stiamo scrivendo dovremmo avere anche la forza di dirlo tranquillamente in faccia a una persona, quindi significa al netto delle offese, al netto di parole che non sono consone a quello strumento che oggi sono i social network. Mi ricollego infine al discorso dei giovani, no? Perché io ho fatto un'esperienza come sindaco molto importante, sempre agganciata un po' ai social network, ma meno social e più reale, nel senso che sono andato a prendermi questi 10 bulli a scuola e a due me li sono portati in municipio, non come gita premio, ma per fargli capire che ogni azione ha delle conseguenze che possono essere sia legali ma anche da un punto di vista dei costi e anche da un punto di vista morale per chi subisce magari le offese. È stata un'esperienza intanto importantissima perché mi ha fatto capire quali sono le lacune della nostra società e quindi ritorniamo al discorso della famiglia, della scuola. Ma è stato importante anche per loro perché hanno capito che dietro un gesto che può essere un post su Facebook o su Instagram ci sono poi delle conseguenze e ci sono delle persone che possono stare anche tanto male per quella frase scritta. Quindi io vorrei a chiusura del mio intervento ricordare
perché Antena 3 alla fine chiude sempre con grande positività, no? Adesso stiamo parlando di certo. pochi casi di violenza, in realtà è bello condividere le notizie positive, la positività e i tanti buoni esempi che abbiamo. Ieri ero alle premiazioni del CONI e proprio il CONI diceva che in Italia le società sportive stanno in piedi perché ci sono 2 milioni di volontari che lavorano per le società sportive e quindi fanno sociale, e quindi questo è il lato bello del nostro paese. Poi abbiamo qualche macchia che si manifesta con i temi che abbiamo trattato oggi, però credo che dobbiamo concentrarci sulle persone per bene, che sono tantissime. E quelle macchie sono quelle che fanno notizia, questo è il Purtroppo problema. Sì, poi c'è E quella qui ci altra appelliamo partita. ai giornalisti. Allora un attimo, Floriana, giusto, sentiamo chi c'è al telefono velocemente, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi Sono parla? Paolo dalla provincia di Venezia. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno. Allora, io volevo dire 2 parole. Allora, innanzitutto all'inizio della trasmissione ho sentito che c'erano problemi per quanto riguarda il discorso società, eccetera, eccetera. L'ex parlamentare appunto ha accennato il fatto della comunicazione, eccetera. Io penso una cosa solo. E anzi soprattutto anche i giovani che dicono che si allontanano dalla politica e quant'altro. Secondo me è la politica che dovrebbe dare l'esempio, mi spiego. Che vada su un colore bianco, rosso e verde non è quello il concetto è che ci sia delle idee ben chiare e pulite. È chiaro che noi cittadini siamo comunque tartassati e poi vediamo che magari uno mangia a destra e uno mangia a manca. Alla fin fine delle cose diciamo che se la politica non ci dà un insegnamento, diciamo che francamente stiamo un po' passando da un percorso senza via di ritorno. Per quanto riguarda poi la comunicazione tra i giovani, io vedo purtroppo che ci sono tanti giovani che chattano, eccetera. Io volevo capire se questi giovani sono capaci a fare una lettera e scrivere 2 righe, visto e considerato, e questo fa parte della tecnologia, che alcuni vanno oltre a quella che effettivamente ci può servire. Allora, grazie, lascio la parola a Floriana Caselato. Una cosa, noi la comunicazione prima di tutto la impariamo nei primi anni della nostra vita, no? Impariamo a parlare, impariamo a relazionarci, quindi io penso che il primo passaggio fondamentale è che tutte le famiglie dovrebbero pensare a come dialogano con i propri piccolini, perché è lì dove si inizia. Poi che il piccolino impari a chattare, a scrivere una mail, a scrivere una lettera o a scrivere un libro, quella è un'altra partita, però probabilmente, però non mi intendo perché non ho ancora Sì, status. allora secondo me si ritorna al ruolo dei genitori, della famiglia, ma anche della scuola, perché è fondamentale. È fondamentale per quello che diceva anche la signora, le paure, no? Perché tu hai paura delle cose che non conosci, ma se cominci a conoscere, eravamo partiti a parlare di razzismo, penso, se si capisse cos'è l'Africa, per dire, oggi a scuola non si fa più quasi geografia, poco spazio si dà alla geografia, no? Storia e geografia. Ma se si capisse cos'è, forse si capirebbe anche di più qual è sto fenomeno immenso dell'emigrazione, no? Di quello che sta accadendo. Oppure, no, certo, è complicato, ma è questo, no? Bisognerebbe, io torno alla scuola, perché è fondamentale riappropriare, dare alla scuola gli strumenti. È un settore che è proprio crollato. Però insomma, io almeno insisto su questo, penso che il sindaco per conto proprio faccia anche questo, anche quando ha rapporti con gli insegnanti. È chiaro che poi spetta al legislatore, però io mi batto per questo, perché è fondamentale la scuola, perché anche rispetto all'uso dei social, rispetto al bullismo non ne parliamo, ma anche all'uso dei social. Cioè, se per la prima comunione che si fa in terza elementare già ai bambini si regala un cellulare, cioè, capite che non si fa tanta strada. Io credo che proprio i genitori debbano essere i primi a rendersi conto. No, sento che insomma, ci sono delle posizioni eroiche nel momento in cui si riesce ad arrivare perlomeno alle medie senza aver dato il cellulare al bambino. Chi è genitore sa queste cose, no? Però credo che su questo, per quanto riguarda poi la classe politica, il signore diceva, sì, è importante che un politico sia coerente e soprattutto che sia trasparente, insomma. È ovvio che la politica deve dare, che i politici devono dare i buoni esempi, ma io penso che tanti siano i buoni esempi. Difatti, concludo, scusa.
tanti sono i buoni esempi e tanti sono anche i buoni esempi in queste nostre realtà piccole o grandi, dalla città di Treviso, che non è una megalopoli ma è una città importante, ai paesi intorno, dove ci sono centinaia e centinaia di volontari che sopperiscono alle carenze della scuola, dei comuni che non ce la fanno a gestire tante attività. La classe politica deve essere sicuramente un esempio perché ha anche una forza mediatica importante, ma ognuno di noi, anche fuori dai propri ruoli, deve essere un esempio, perché se un bambino vede il genitore che butta una carta per terra, crescerà buttandola per terra. Se un bambino vede il genitore che sui social network si lascia andare a insulti, lo farà tranquillamente perché l'ha fatto papà, e questa non è una questione di classe politica, quindi secondo me non distinguiamo i ruoli, ma comportiamoci tutti in modo diverso. Bene, signori, grazie, è stata una bella chiacchierata civile, senza insulti, perché siamo già andati bene. Adesso faccio un post. Io vi ringrazio e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito da casa e un caro saluto agli abitanti della zona di Venezia del litorale, veramente vi siamo vicini come dove possiamo e come si dice dalle vostre parti, duri i banchi. Un abbraccio a tutti.